It's such a thrill to come back to this place and to see the way in which the progress in the vines and in the wines is moving so quickly, and I've been thrilled to see the quality of the 2021 and 2022 harvests in particular, vintages that I find are really showcasing the quality of this region and able to do this in such a way that the wines don't rely on sweetness or residual sugar nearly as much as they used to. There's a purity and a finesse that really showcases the character of the terroir and the saline minerality from these beautiful slopes, and with greater transparency, with less sugar than it used to be. What we've really seen from the Consorzio is we've seen the elevated level of quality here in the Colniano Val di Orbandine. We've seen such dedication to quality over quantity, and so what we've experienced is just how passionate the producers are and dedicated to what they do. And again, the wines are so superior. They have such a level of detail and freshness that you can drink from the start of a meal all the way to the end of a meal. What about the landscape? Oh, stunning. And I'm so thrilled that you make an effort to biodiversity, because it's beautiful to see the rolling hills, the lush vegetation. It's just a place you want to stay for a long time. It's amazing. It's incredible. I can't believe the physical beauty of the landscape. And the steepness of some of the vineyards is not what I was expecting at all. Marcel, very different from Brisbane. Indeed, I think it draws the uniqueness and bringing in the UNESCO side to it. The landscape is just phenomenal. Yeah, and the people. The people have blown us away with their hospitality and their humbleness and their welcoming nature to bring us here. Direttore Tommasi, un gruppo di giornalisti e non solo australiani in visita sulle colline, quali sono le domande, le impressioni che più spesso le rivolgono? Ah sì, veramente si trovano in un ambiente credo totalmente diverso rispetto a quello a cui sono abituati, per cui restano innanzitutto stupiti di come sia possibile coltivare la vite in queste pendenze, e allora cominciano a chiedermi: ma da quanti anni è che si coltiva la vite? Ma perché non si mettono i filari nelle altre direzioni anziché mettere di traverso, essere costretti a fare il ciglione? Poi immediatamente vanno anche con la mente a quello che gli abbiamo raccontato ieri mentre erano alla sede del consorzio, cioè nel raccontargli che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si fa anche con altre varietà antiche, no? Allora mi chiedono: ma mi fai vedere un Verdiso, mi fai vedere una Perera? Per cui vuol dire innanzitutto che c'è molto interesse, che c'è voglia di scoprire questa realtà, ma anche tutto ciò che gli facciamo vedere lo memorizzano, ecco, non è un sentito dire che poi dimenticano. Ma in questo momento sono particolarmente felice che siano qui, perché questa piccola comunità di Sacol ancora una volta ha dato dimostrazione di quanto sappia essere così unita e calorosa nei confronto degli ospiti, o in questo caso di ospiti stranieri, e allora si sono proprio attivati per organizzare tutto il pomeriggio, e tra un po' andremo a vedere nella ex scuola la mostra delle piante locali, e hanno organizzato questo piccolo buffet spiegandogli da dove arrivano i prodotti tipici che stavano assaggiando. Stasera andremo a cena, per cui si sono attivati tutti per la loro parte, per le loro esperienze, e addirittura adesso li porteranno a vedere come si falciava una volta l'erba e anche come si affilava la falce. Per cui ecco, devo dire grazie, ma veramente un grazie sentito e sincero a questa comunità di Sacol per come si è attivata per dimostrare la loro accoglienza ed ospitalità. Non è così frequente, ecco, e stanno regalando tutto ciò che conoscono e che hanno a questi australiani, e sinceramente li ho visti quasi stupiti, ecco, da questa accoglienza, non se l'aspettavano, per cui grazie ancora alla comunità di Sacol.